Meglio andarcene via di qui, ragazzi. Saliamo qui, probabilmente questa è una specie di rampa dove di solito gettano i tronchi dalla segheria. Benissimo, attenzione, meglio non salire di qui, meglio passare di sotto perché il nostro amico che dobbiamo far fuori è al piano inferiore. Mamma mia, avremo tutte le braccia unte. Oddio, saliamo di qui, dai. Allora, eccolo lì, attenzione, con calma, in mezzo alla fauna. Tanto qua c'è anche qualche bella foglia di di zenzero. Non la prendiamo per adesso, vieni qua. Guardate che capigliatura moderna che ha il nostro amico qui intorno. Saccheggiamo, vediamo che cosa ha. Allora, 15 dollari, abbiamo preso un povero morto di fame qui a terra. Mamma mia, 15 dollari, ecco, non lo pagheranno niente questo poverino. Allora, vediamo un po' le guardie che ci sono qui intorno, soprattutto come farle fuori. Tutti sti tronchi d'albero qua. Ah, guardate quella tigre là sopra, stiamo attenti a non passare di lì, che per lei siamo cibo. Altro che i cinghiali che abbiamo combattuto nelle prime battute di caccia. Allora, qui ce n'è una. Bene, quell'altra là sopra che sta girando. Altre due là in fondo. Vediamo un po' di fare a pezzi questo ragazzone. Magari con una bella pietrolina possiamo portarlo qui intorno. Ottimo. Perfetto. Si sta avvicinando. Vediamo se arriva direttamente alla nostra posizione. Conduciamolo immediatamente qui. Perfetto. Ottimo. Vediamo di condurlo direttamente dove ci sono questi legni qui. Avanti, amico mio, fatti un altro passo. Sì, sì, amico mio, tranquillo, non c'è niente. Speriamo che questo non è un altro morto di fame, ragazzi, con appena un dollaro in tasca. Il cadavere! Maledetto! Me l'ero dimenticato, ragazzi. La stessa cosa mi è successa su Hitman. Il cadavere. Maledizione, me lo dimentico sempre. Che cosa aveva questo qua dentro? Aghi usati, oddio. Mamma mia, che gente che stiamo combattendo, ragazzi. Vediamo cosa c'è là. Ok, altre due guardie. Quello stronzetto là sopra mi preoccupa. In quella posizione un po' rialzata potrebbe darci qualche problemino. Una bella cassa di munizioni qui. Ok, può essere molto utile. Oddio, che cos'è quella? Una lama? Ok. Granate, molto utili, perfetto. Entriamo qui dentro, rastrelliamo tutto. La tigre là sopra, attenzione ragazzi che ci finisce come al coccodrillo. Ma mannaggia, i civili ammazzano questi stronzi. Vediamo se c'è qualcosa di utile. Collana di perline. Non ci serve a molto, magari la possiamo rivendere più avanti. Allora, cosa possiamo fare adesso? L'allarme dov'è innanzitutto? Ah, lì, perfetto. Però mi preoccupa un po' quella guardia. Ma forse no. Non è... ma forse sì, non so come fare, perché se passo in avanti ho paura che la tigre mi veda. Meglio andare in avanti adesso che non ci sta guardando la guardia. Presto. Ecco l'allarme. Disattiviamolo presto, ragazzi. Ci siamo? Ci siamo? E ora basta con questi stronzi di rinforzi. Adesso non ci sentiranno più. Però lo stesso voglio farli a pezzi, ragazzi, con il mio coltellino, senza allarmare troppo la situazione. Bene, attiriamolo qui. Perfetto. Non è che ne arrivano due, eh? Attenzione. Speriamo che ne mandano solo uno. Ok, si sta avvicinando, perfetto. Conduciamolo perfettamente là sotto. Avanti. Avanti, eccolo qui. Perfetto. Eccolo. Maledizione, dobbiamo condurlo un pochino più sotto. Vai, amico mio. Maledizione, non ha sentito. Eccolo, dannazione, questa volta ci prende. Meno male che sono troppo fatto per avere paura. Immaginavo dopo aver trovato aghi usati. Vieni qua, amico mio. Ah! Vieni qua, bello. Ci aveva scoperti. Oddio, adesso quando non troverà più il suo amico di giochi, quel ragazzone là sotto, come faremo? Presto, prendiamo qualcosa che ha qua dentro. Maledizione, non voglio la K47. Vediamo che cosa ha qui dentro. Allora, altri 10 dollari e tutti morti di fame, ragazzi. Mamma mia. Vieni qua, bellino. Vieni. Perfetto, ecco che si avvicina. Vediamo di raggirarlo di dietro. Non è che adesso vede il cadavere. Speriamo di no. Ok, con calma. Pronti a interagire, ragazzi. Guardate tutti con questi cappellini. Tanto si è fatto giorno. Mamma mia, eccolo. Là sotto. L'ho sentito da qua. Eh sì, l'ho sentito da qua. Andiamo. Vieni qua, bello. Mamma mia quanto è utile questo macete, ragazzi. Stiamo facendo tutto col macete. Proprio l'arma non la stiamo calcolando completamente. 6 dollari, questo neanche lo commento. Andiamo qua sopra. Allora, avevo visto qualcosa. Interagire. Cosa c'è qui dentro? Piazza. Wow!
Che cos'è? Ah, questo è il deposito di armi, perfetto. Vediamo innanzitutto di rubare tutto quello che possiamo. Quando è che ci capiterà più una situazione del genere? Allora, l'unico che si guarderà lo spettacolo sarà l'ultima guardia là in fondo. Ma non possiamo prendere altro, magari qualche C4, qualcosa del genere. Qua cosa c'è? Bottiglie di vino? Niente di importante. Piazziamo questa benedetta bomba qui. La vecchia dinamita. Oh, 15 secondi! Via! Apriti! Presto! Via! Corri! I rinforzi che stanno arrivando! Dannazione! C'è una barca da queste parti, ma la devo fare a nuoto. 5, via! Nell'acqua! Presto! Mamma mia, non ho visto l'esplosione, ragazzi. Dovevo correre immediatamente. Fuggi dalla zona o uccidi tutti i pirati rimasti nelle vicinanze. Non ci penso nemmeno. Vediamo un po'. Oddio, scappiamo, scappiamo, ragazzi. Presto, ci hanno visto, ci hanno visto. Dannazione. Stanno arrivando addirittura rinforzi con le macchinine. Che macchinina è quella? La macchina dello zio Tom. Arancione, mamma mia, ragazzi. Diamo un'occhiata con la nostra fotocamera, una specie di binocolo. Ecco tutte le guardie a quanto pare che si stanno avvicendando in questo territorio. Ci cercano, ragazzi, meglio allontanarci. Lasciamoli perdere. Ah, lasciamo la posizione. Successo, sabotatore, il nostro telefono. Un ottimo lavoro. Adesso parlami dei tuoi amici. La radio ha detto che Vass sta registrando i video alla BP. BP? Baia Pirata, ma noi la chiamiamo Baia del Sole, una delle loro prigioni. Ok. Ricordati, Jason, la forza che ricevi dalla via porta alla vittoria. Grazie amico mio per il tuo solito aiuto morale. Evasione al contrario. Eccoci qui, ragazzi, a un nuovo capitolo. Bene, ragazzi, eccoci di fronte a una nuovissima missione appena riferita dal nostro caro amico Vass. A quanto pare abbiamo l'opportunità di dar vita a una sorta di missione secondaria vagando all'interno di tutto l'arcipelago di Rock Island, esplorando quindi tutte le isole circostanti, oppure andare direttamente al punto della situazione, ovvero ricercare la Baia del Sole, ovvero il carcere edificato da Vass per tenere in completa sicurezza i nostri amici. Io mi sono riuscito a procurare un bel motoscafo con questi due bei motoroni Suzuki che a quanto pare ci riporteranno a 1000 metri dalla nostra posizione. Attenzione, oh mio Dio, ci sono probabilmente delle guardie qui intorno. Delle guardie, una specie di motovedetta che... Oh, dannazione! Una motovedetta che sta facendo fuoco direttamente su di noi. Presto, acceleriamo, ci inseguono. Oh mio Dio! Ah, ci hanno ferito, dannazione, 800 metri il nostro bersaglio principale. Eccone probabilmente un'altra davanti a noi. Oddio, presto. Mamma mia, ragazzi. Presto, 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 presto. Curiamoci. Meno male che abbiamo preparato queste siringhe a casa. Dove sono questi maledetti? Meno male, grazie a una specie di mossa alla Max Payne siamo riusciti a superare l'insidia. Attenzione, qua che c'è una specie di cascata. Oh mio Dio, attenzione, delle rocce. Oh, oddio, mamma mia. No, ce l'abbiamo fatta. Tutto a posto? Ci siamo, mamma mia, scampati una morte sicura. No, non volevo veramente affrontare quella rampa, volevo farmi tutta la cascata in completa tranquillità, però è stato meglio, ragazzi. Ok, eccoci qui in mare aperto con il nostro bel motoscafo, a quanto pare rubato ai pescatori locali, a 370 metri dalla Baia del Sole, dove si ritrovano a quanto pare i nostri amici. Questa zona mi sembra un po' un luogo adatto per gli squali, ragazzi. Mamma mia che spavento la volta scorsa con il coccodrillo. Speriamo di non farci mangiare le chiappe anche da un bello squaletto. Attenzione che qua la zona è molto sorvegliata. Già neanche iniziamo ad andare verso la missione, subito iniziamo a essere colpiti. Chiamata dal dottor Earnhardt. Pronto? Dottore. Dottor Earnhardt? Ciao, sono Daisy. Ho preso in prestito il telefono del dottore. Come va la ricerca? Faccio progressi. Tu come stai? Bene. Il dottore mi ha mandato in una grotta sotto la casa. È più sicuro, visto che i pirati fanno sempre le spese da lui. Ma senti, ho trovato una cosa, devi assolutamente vederla. Ok, ci vediamo dopo. Magari anche con i nostri amici. Ok, ciao. Bene ragazzi, vediamo un po' di andare avanti. Che cosa ritroviamo qui intorno. Allora, a giudicare dall'apparenza ci ritroviamo in un luogo sconosciuto, quindi una torre radio qui intorno ci potrebbe fornire soprattutto un'ottima visuale su tutto quello che abbiamo intorno, e probabilmente è a circa 100 metri dalla nostra posizione a nord-ovest. Benissimo, innanzitutto vediamo di stare attenti e di dare un'occhiata all'obiettivo principale dentro questa sorta di accampamento. Allora, innanzitutto vediamo un po', qui ci deve essere qualcosa di importante. Ah, un bello stronzetto, ragazzi, soprattutto stiamo attenti agli allarmi che possono rivelare nettamente la nostra posizione. Ok, vediamo di nasconderci immediatamente dietro queste casse e di attirare magari il nostro amico lontano da quella sorta di torretta d'avvistamento. Ok, proviamo con un bel sassolino. Il nostro amico è una specie di produttore di sassi, non so dove se li tiene tutti questi gran sassolini, però proprio ne ha sempre uno alla portata di mano. Ok ragazzi, con molta calma, vediamo di attirarlo un altro po' più lontano. Vai, vai amico mio. Vai che sei stupido, hai il cervello più piccolo di quello di una gallina. Andiamo presto ragazzi, sempre in silenzio. Vieni qua, bello.
Ah, questa mossa è davvero utile. Non so quanti uomini sono riusciti a uccidere in questa maniera, proprio senza essere scoperto. Smartphone? Cioè, mamma mia, ha uno smartphone. Mamma mia, è riccone questo qua. Il primo ricco che riusciamo a vedere qua intorno, ragazzi. Mamma mia. Allora, qui probabilmente ci deve essere qualcosa. Ok, diamo un'occhiata. Un altro smartphone. E questi proprio siamo arrivati nell'accampamento dei ricconi, ragazzi. E questo mi porta a notare che probabilmente ci saranno qua i nostri amici intrappolati. Probabilmente saranno i loro. Orsacchiotto rovinato, questo non ci serve a niente. Allora, cerchiamo di utilizzare la nostra bella macchina fotografica reflex da $800 per vedere un po' i soldatini che ritroviamo qui intorno. Allora, 2 ragazzoni qui. Cheese, amici miei. Ok, queste sono le foto del presidente. Qui in alto un altro bel accampamento, un bel fumatore. Stiamo attenti all'allarme che può essere molto pericoloso per la nostra posizione. Allora, ok, qui ce n'è un altro e questo sarà il capo di tutta la banda. Vediamo un po' di interagire nella maniera adeguata con lui. Bene, bene, bene. Qui ci deve essere un'altra postazione di stronzetti. Ottimo. Chissà come dobbiamo agire, ragazzi. Dobbiamo agire magari in modalità stealth oppure alla Max Payne. Ok, probabilmente non ci deve essere nessun altro qui sopra. Ok, all'interno di quella bella di quell'avamposto non c'è nessun altro. Benissimo, possiamo procedere. Allora, mi ricordavo che qua c'era l'allarme. Benissimo, disattiviamolo in modo tale da disattivare tutti gli allarmi in modo tale da non avere problemi più avanti. Ok, io direi, ragazzi, di intraprendere questa stradina qui in basso. Magari vediamo se riusciamo a far fuori questi 2 stronzetti nella maniera adeguata, che possono dare qualche problemino. Ok, attenzione. Nuovamente nella fauna locale. Vediamo soprattutto se qualche elemento della natura può esserci utile. Allora, uccidi il secondino e prendi la chiave della prigione. Mi sono dimenticato di vedere se avevo qualche oggetto magari per preparare qualche medicina. Magari poteva esserci utile. Allora, kit medico, diamo un'occhiata. Foglia verde, non ne abbiamo, maledizione. Dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo. Solo un piccolo kit medico. Ok, ragazzi, proviamo da... Che è questa foglia che si muove? Oddio, non è che c'è qualche serpentone che ci mangia le chiappe qui? Proviamo ad attirare, ragazzi, quei 2 stronzetti magari più avanti. L'hanno sentito? Dannazione, che sono 2 sordi questi, oddio. Proviamo... Oh, dannazione queste rocce. Proviamo a far salire fino a qua sopra questo ragazzone. L'ha sentito, ragazzi. Mamma mia, il pelatone qui. Eccolo qua, amico mio. Fatti un giro ancora più su. Vediamo, ragazzi, di attirarlo sotto la palma, magari per farlo a fettine. Fatti qualche altro passetto, amico mio. Eccolo qua, ragazzi. Meno male che riusciamo a notarlo sulla bella mappa. Ok, eccolo. Chi è che continua a fare Oddio. rumore? Prepariamoci, ragazzi. Ok, fatti un altro viaggetto là sotto, ragazzi. Avanti. Ehi! Chi va là? Chi va là? Prendiamolo. Vieni qua, bello. Mamma mia, il nostro Jason è diventato un vero e proprio assassino. Trasferiamolo quindi nell'erbetta alta, in modo tale che nessuna guardia potrà darci problemi. Guardate la capocciona pelata che ha sotto il nostro braccio sinistro. Proprio questo Jason ha fatto un cambio di identità. Proprio nel momento in cui l'ho conosciuto sembrava proprio un coniglio. Cioè si spaventava anche a tenere un coltello in mano, e adesso proprio scanna le persone, proprio uccide cinghiali, mangia cose che farebbero vomitare una capra. È diventato un vero duro. Mamma mia. Allora, ne abbiamo fatto secco uno, vediamo di andare avanti. Quello intanto sta urinando con completa tranquillità. Mamma mia, probabilmente dalla paura il nostro amico. Allora, vediamo cosa c'è qui intorno con molta calma. Questa è una specie di accampamento a zona... e una sorta di zona di riposo. Cosa c'è qui intorno? $40, Siamo arrivati in un accampamento ricco, ragazzi. Smartphone e tutto il resto. Allora, premi ESC, perché ovviamente lo zaino è pieno, per liberarci di alcuni oggetti. Vediamo un po' nello zaino. Abbiamo tutti gli oggetti che abbiamo raccolto fino adesso e magari possono essere venduti. Vedete un po', ci sono i valori indicati al di sotto della descrizione. Oppure magari creare uno zaino più grande. Non abbiamo la possibilità di raccogliere nient'altro. Al nostro campo raccolta vedremo un po' di fare un po' di pulizia. Ok, ragazzi, attenzione, la guardia là sopra può essere molto rompiscatole, quindi è meglio... Attenzione, vediamo se c'è qualcuno che dà un'occhiata a questo ragazzone che sta tranquillamente facendo i suoi bisognini. Probabilmente non lo sta guardando nessuno e saremo noi quello a farlo fuori. Ok, completa tranquillità, ragazzi. Presto. Oddio, che schifo. Vieni qua, bello. Non lo toccare. Mamma mia, farà una puzza questo ragazzone che abbiamo sotto mano. Però lo buttiamo a mare, ragazzi. Magari gli facciamo fare un bel bagnetto. O no? Ok, lasciamolo qui. Che cos'è quello morto? Mamma mia. Chi l'ha uccisa questo qui, ragazzi? Oddio, tutti questi piedi. Queste orme, oddio. L'avranno scannato. È proprio un campo profughi magari molto strano. Allora, vediamo un po' di salire qua su. Il nostro caro amico che si... Oddio, che cos'è sto rumore? Oddio. Che cos'è?
Oddio ragazzi, io di qua non ci passo. Non ci passo. Utilizziamo il sasso per fare scendere il nostro amico. Ci sono rumori molto non consoni. Ricordate quello che è successo l'ultima volta con il coccodrillo? Ok, lanciamo il nostro bel sassolino. L'ha sentito ragazzi. Scendi amico mio. Io là non mi avvicino. Ci sarà qualcosa, un cinghiale, una tigre mimetizzata col verde, qualcosa del genere. Amico mio, vai tu a crepare se c'è qualcosa di brutto. Oddio, non è che ci vede. Ci sta vedendo ragazzi. Andiamocene. Oh, è morto! Avevo ragione che c'era qualcosa. Diamo un'occhiata, io non ci vado lì. Un serpente! Oddio, che è una specie di cobra reale azzurro. L'ha fatto secco lui. Mamma mia ragazzi. Che fortuna, attenzione, non è che ce ne sono altri qui intorno. Se mi sale addosso inizia a sparare come un matto. Non me ne frega niente che mi scoprono. Che cos'ha questo qua? Oddio, raga, è morto. Ha fatto tutto la natura per noi. Wow, $8, se li saranno mangiati gli altri il cobra. Che cos'è questo, ragazzi? Mamma mia, è proprio un cobra reale. Facciamogli una bella foto per National Geographic. Magari ci riusciamo a vendere la sua bella fotografia a $500-600. Anche facciamo scoop televisivi ragazzi. Proprio duplice lavoro quello del nostro Jason. Allora, con calma. Ne abbiamo fatti secchi 2. Uno è morto non si sa perché. Quindi vediamo un po'. Qua dentro ce ne deve essere qualche altro. Che fucile è questo? La K47. Molto famoso tra... Oh! Un altro ragazzi! Ma dove siamo? Proprio giungla vera e propria. Non mi fido completamente di entrare là dentro. Anzi, sapete cosa facciamo? Adesso facciamo entrare questo bagaglietto qua sotto. Il pelatone. Oh, guardate come si agita. Ok, amico mio. Allora, vediamo innanzitutto di passare da questa parte e attirarlo qui. Bene, vicino alla rampa. Oh! Ci ha visto! Madonna mia ragazzi, vediamo di attirarlo qua dentro adesso, se è così stupido da venire veramente. Vieni amico mio, c'è questo bel serpente che aspetta solo la tua carne fresca. Ok? Vieni qui. Oddio, ha visto il sasso raga. No, non da quella parte. Dannazione. Dove sta andando? Ripigliati, stai solo cercando. Vieni qua amico mio. Non andare sul difficile. Ragazzi, questo qua mi sembra un po' più intelligente. Ah, no, è stupido. Oddio. Oddio. Con calma. Devi entrare qui dentro, amico mio. Forza. Che non abbiamo tempo da perdere. Entra qui. Oh, eccolo, ragazzi. Guardiamoci lo spettacolo. Ole! È morto. Non è che il serpente esce. Oddio, non è che il serpente è uscito. Presto. Sta uscendo e me lo immaginavo che usciva lo stronzone. Oddio, anche dall'altra parte hanno la possibilità di vederci. Maledetto serpente, eccolo là, che tenta appunto di fuggire. Ci insegue, dannazione. Il serpente. Dov'è? Ci scanna quello ragazzi. Per quello ci mette il veleno in 2 secondi. Oddio, che cos'è questo? Mamma mia. In 2 secondi ci ammazza. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Il serpentello mi sa che è scappato. Ok, attenzione a non farci scoprire. E che non ho neanche un silenziatore per metterlo fuori uso. Ancora il serpente è lì. Benissimo. Col coltello non mi fido proprio a toccarlo, ragazzi. Mi dispiace, però non voglio farlo. Ok, allora, vediamo un po' quello che dobbiamo fare. Il secondino, come dice la nostra missione, deve essere quel barbone là sotto, vicino a quella sorta di accampamento. Vediamo intanto di farci a nuoto questo piccolo tratto di mare, in modo tale da essere in completa sintonia con le nostre prede. Scendiamo sott'acqua. Ok, cosa c'è qui intorno? Niente di importante. Intanto vi ricordo che abbiamo potenziato la nostra abilità. Abbiamo una sorta di respiro molto ma molto più elevato del solito, un'abilità di apnea migliorata. Perfetto, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. 2 soldatini ancora dinanzi a noi. Questa bella cisterna, non ci passiamo sotto che se ci arriva addosso ci spacca tutte le ossa. Oddio.